La notizia del giorno, più per la stampa che per la gente, è quella delle dimissioni del portavoce. Un annuncio che nel Salone Nobile di Palazzo Balbi a Venezia è sceso come una doccia fredda tra i colleghi giornalisti. Gianpietro Beltotto lascia il presidente, una decisione sofferta, dice, ma doverosa per porre fine ad un clima devastante che lo circondava. Il capo ufficio stampa della Giunta regionale del Veneto andrà a ricoprire un incarico al Teatro La Fenice. Al centro della riunione di giunta c'è stato il DDL anticorruzione, che giovedì potrebbe diventare legge. Una legge che il governo nazionale applicherà come crede, dice Luca Zaia. Basta che segua un criterio uguale per tutti. Noi vogliamo rapidità e soprattutto che ci sia operatività. Per questo motivo diciamo al governo, se aspettiamo i tempi di tutte le regioni, parlare di indennità unica, di riduzione dell'indennità, di riduzione dei finanziamenti dei gruppi politici e quant'altro, si va alle calende greche. Con un decreto che verrà presentato giovedì, io spero si definisca tutta questa parte. Palazzo Balbi delega al professor Monti e alla sua squadra le decisioni che nel territorio potrebbero risultare impopolari, come il ridisegno delle province. La scelta è chiara, è una scelta che fa saltare delle province in Veneto. In un mese è difficile riorganizzare, non spettava a noi la scelta perché c'è un tavolo che è previsto dalla legge che ha fatto il governo, un tavolo che comprende le province, i comuni e le comunità montane. Andrà inviato a Roma tutto il materiale e poi si vedranno i risultati. Immagino che il governo entrerà a gamba tesa e applicherà la legge fino in fondo. Non è che il governo in questo modo vi offre un bel alibi politico? Io direi che l'alibi politico poteva toglierlo quando noi abbiamo fatto delle proposte a inizio agosto per modificare questa norma. Non ne ha voluto sapere, non le ha accettate. In commissione cose che anche i parlamentari ritenevano opportune e di buon senso non sono state colte. È il governo che si sta mettendo in un cul-de-sac con scelte che saranno sicuramente, dal mio punto di vista, dolorose nella finanza pubblica, perché non sarà una cosa che avverrà a costo zero, ma soprattutto non miglioreranno i servizi ai cittadini. E si prevedono ricorsi, come quelli avanzati dall'Avvocatura regionale, per alcuni punti della spending review. Tra le delibere, anche la fase 2 del piano sviluppo, che porta 9 miliardi l'ammontare dell'ossigeno finanziario messo a disposizione da tutte le forze, pubbliche e private, per investimenti e qualche posto di lavoro. In Veneto ci sono 162.000 disoccupati.